La situazione a Villaldina oggi è di 2 anziani su 65 positivi al coronavirus. Situazioni critiche non ne ho, situazioni di crisi respiratoria o quadri clinici compromessi non ne ho. Ho una febbre generalizzata, 49 anziani su 65, molto alta e questa è la difficoltà che ci troviamo a trattare oggi, con un numero limitato di risorse, in quanto noi abbiamo fatto domenica 60 tamponi ai miei dipendenti, 26 sono risultati positivi e quindi sono in isolamento fiduciario su sorveglianza attiva. Se a questo aggiungo 14 dipendenti che sono in malattia, mi trovo a gestire la casa di riposo con 20 dipendenti. Non siamo soli, siamo supportati dalla Regione Veneto, dalla Direzione dei Servizi Sociali e dall'Assessorato Sanità e Sociale, siamo supportati dal Sindaco e soprattutto dall'ULSS che ci è molto vicina, ci ha fornito di tutti i DPI appositi per il coronavirus, quindi tutti i miei dipendenti oggi adottano questi DP particolari e poi c'è anche un cordone di solidarietà molto importante da parte della popolazione. È una situazione critica, quella che ci racconta Stefano Garbin, direttore della casa di riposo Villa Aldina di Rossano Veneto, focolaio di coronavirus. Snocciola i numeri dei positivi al Covid-19, ospiti e operatori della struttura, personale oggi ridotto ai minimi termini proprio a causa dell'emergenza. Siamo in un momento molto difficile, il più difficile, chiediamo di non intasare il centralino, i casi critici siamo noi che chiamiamo, utilizziamo il comitato ospiti per divulgare un bollettino e facciamo dei turni difficili ed impossibili, però siamo molto motivati e siamo sicuri che ce la faremo. È molto difficile la situazione anche all'interno della casa di riposo La Madonnina di Bassano. 9 ospiti e 36 operatori sono risultati positivi. Altri ospiti sono stati portati in ospedale e anche loro sono risultati positivi al coronavirus. E poi c'è un altro dato che va sottolineato. Anche all'interno della struttura di via Trieste sono numerosi pazienti con febbre. Anche in questa realtà il personale è chiamato a turni pesantissimi di 12 ore. Ci sono alcuni operatori che hanno scelto di dormire all'interno della casa di riposo per evitare di rientrare in casa con il rischio di portare il virus. Entrambe le case di riposo sono sotto stretta vigilanza da parte dell'ULSS 7. Tutti i giorni la direzione del distretto, insieme con gli dipartimenti di prevenzione, tiene sotto controllo le situazioni nei centri di servizio e in tutte le strutture di accoglienza. Vengono effettuati dei tamponi e delle visite cliniche agli assistiti che hanno necessità e agli operatori. La decisione di intervenire spetta all'ULSS e ai suoi organi, alle sue squadre di controllo. Siamo noi che decidiamo come intervenire quando troviamo una situazione di sofferenza. Continueranno dunque i controlli sia sul personale che opera all'interno delle 2 case di riposo che sugli ospiti con tamponi che saranno ripetuti ogni 48 ore.